Attraverso il voto espresso il 13 maggio 1945 dalla Consulta, prendeva l'avvio l'iter che avrebbe dato vita allo Statuto. Il compito di redigere il testo statutario venne demandato ad una commissione formata solo dai rappresentanti dei partiti del CLN, con l'aggiunta di tecnici dalla provata fede democratica. Intanto Salvatore Aldisio subentrava a Musotto nell'Alto Commissariato, grazie ad uno dei primi provvedimenti presi dal nuovo presidente del Consiglio, Bonomi, succeduto a Badoglio, e l'evento veniva visto come una rivincita delle formazioni politiche che facevano capo al Comitato di Liberazione Nazionale. Il verbale della commissione relativo alla seduta del 27 ottobre 1945 descrive l'architettura giuridico-politica del testo statutario poggiante sui principi costitutivi destinati a definire la fisionomia della regione siciliana. Alcuni di quei principi si connotano per la forza con la quale definiscono la struttura del nuovo soggetto che, oltre ad essere dotato di elementi materiali, territorio e popolo, dispone anche di elementi immateriali, potestà di comando. In virtù di detta potestà, che le consente di elaborare autonomamente il diritto e di emanare norme giuridiche di carattere primario, la Regione Siciliana, quale persona giuridica pubblica, assume una identità che la differenzia dallo Stato, pur assumendo l'impegno di tener ferma l'unità politica dello Stato e di modificare quanto meno possibile l'organizzazione attuale dello Stato. In base allo Statuto, la Regione è costituita dai seguenti organi: l'Assemblea regionale, la Giunta e il Presidente della Regione. L'Assemblea è composta da 90 deputati, eletti per 4 anni a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Il suo scioglimento può verificarsi, dietro proposta del Commissario dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica solo per persistente violazione dello Statuto regionale e deve essere preceduto dalle deliberazioni delle Assemblee legislative dello Stato. All'Assemblea regionale compete una legislazione esclusiva di notevole ampiezza ed anche relativamente a materie nelle quali non è prevista analoga competenza esclusiva per le altre regioni a statuto speciale, come ad esempio nei settori delle acque pubbliche, fatta eccezione per quelle che rientrano nell'ambito di opere pubbliche di interesse nazionale, del regime degli enti locali, della pubblica beneficenza e delle opere pie, dell'istruzione elementare, dell'industria e del commercio. Considerando le materie per le quali la legislazione esclusiva è di competenza anche di altre regioni, le più importanti sono agricoltura e foreste, urbanistica, lavori pubblici ad eccezione delle opere di prevalente interesse nazionale, miniere, pesca e caccia, turismo, circoscrizioni comunali, espropriazione per pubblica utilità. L'Assemblea regionale ha facoltà di emanare, restando nell'ambito dei principi e degli interessi generali cui è informata la legislazione statutaria, leggi inerenti l'organizzazione dei servizi di sanità pubblica, l'istruzione media ed universitaria, la legislazione sociale, l'assunzione di pubblici servizi e tutte le altre materie di preeminente interesse regionale. Ancora, l'Assemblea ha facoltà di presentare alle Assemblee legislative dello Stato progetti di legge su materie che investono problemi della Regione. Il Presidente della Regione e gli assessori vengono eletti dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta fra i suoi componenti e nel loro complesso formano la Giunta regionale, cioè l'organo di governo della Regione. Sui suddetti ricade la responsabilità dinanzi all'Assemblea regionale e al governo dello Stato. Le funzioni che competono al Presidente della Regione sono le seguenti: quella di promulgare le leggi regionali, quella di convocare la nuova Assemblea regionale entro i 3 mesi successivi allo scadere della legislatura, quella di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della Polizia regionale, che dipende disciplinarmente dal governo regionale, quella di prendere a parte per il rango di ministro al Consiglio dei Ministri, con potere di esprimere voto deliberativo nelle materie di interesse regionale. Il Presidente rappresenta a livello locale il governo dello Stato. Tuttavia, lo Stato può disporre l'invio di propri commissari per l'esplicazione di determinate funzioni statali. Lo Statuto prevede che gli organi giurisdizionali centrali abbiano in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari che concernono la Regione. In base a tale disposizione sono stati emanati i decreti legislativi numero 654 e 655 del 6 maggio 1948
Il primo dei quali stabilisce che le funzioni del Consiglio di Stato in Sicilia vengono esercitate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, mentre il secondo disciplina l'esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti, istituendo una sezione di controllo e una sezione giurisdizionale della Corte stessa, con sede a Palermo. La Regione siciliana subentra allo Stato in tutti i beni demaniali e patrimoniali, con esclusione di quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. In materia di potestà tributaria, poi, lo Statuto stabilisce che al fabbisogno finanziario della Regione venga provveduto tramite tributi deliberati dalla medesima. Al momento della redazione del testo statutario si era avvertita l'esigenza di istituire un organo deputato a garantire il rispetto dei limiti delle distinte attribuzioni da parte della Regione nei confronti dello Stato e da parte di questo nei confronti della Regione, nonché dei principi sanciti dalla Costituzione. Pertanto, negli articoli 24 e 30 dello Statuto speciale fu prevista l'istituzione di un'alta corte con sede a Roma, composta da 6 membri effettivi e 2 supplenti, oltre un presidente e un procuratore generale. L'organo era strutturato in modo paritetico, in quanto i giudici sarebbero stati eletti in numero pari dalle assemblee legislative dello Stato, Parlamento in seduta comune delle 2 Camere, e dalla Regione. Il presidente e il procuratore generale sarebbero stati nominati dai giudici. Anche l'onere finanziario era equamente distribuito tra Stato e Regione, articolo 24. La competenza dell'organo è così definita. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità a. delle leggi emanate dall'Assemblea regionale, b. delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto e ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione, articolo 25. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente statuto, ad accusati dall'Assemblea regionale, articolo 26. Peraltro, tale azione penale può essere promossa anche per iniziativa di un commissario, organo permanente di nomina governativa statale, legittimato ad impugnare entro 5 giorni dalla comunicazione ricevuta le leggi approvate dall'Assemblea regionale, articoli 27 e 28.